Tranquillo. Vabbè, la mano. Voglio tutto, le punta. È addentato da una parte e dall'altra. Perché è prioritario. No. Quindi ancora con la scuderia Rubicon lo facciamo da Lecce, no, diciamo che uno viene da lontano, però volevo dire è un onore per noi ospitare gente che crede nelle nostre la Opel Astra GS6 sentiamo. E noi che ce ne portiamo, noi fanculo. Della serie per le partenze, dove troviamo con il numero 84 Armando Gioccoleo, fan della base del settimo, scusa, ho fatto casino, comunque bastava dire le note di un pezzo di numero. mancare la zucca, non poteva mancare la simpatia di Danilo Colombini e Simone Trutalli, Rally Company. Complimenti, davvero scegliete
tanto da ritirare da Divino, zio fermo, ma devi pagare, che scende o ne scendi, rimane e tra l'altro è una classifica che permetterà di incassare qualche soldo al termine del campionato. Renzetti, una foto ricordo anche per loro e va bene. Santo Siciliano con Vincenzo Forte, la scuderia Rubicone, grandi problemi nella prima prova speciale, mi ricordo queste note dalla sala stampa. Che è successo nella prima prova speciale? Su una curva stretta a sinistra siamo andati lunghi, per fortuna c'era un albero, ci ha fermati. Fammi vedere che cosa ha lasciato di fronte. Guarda, era un albero piccolino, era una piccola. Meno male, un faro solo lì. E poi abbiamo aspettato un po' della compagnia dei Relli per venire fuori, perché eravamo giù praticamente, abbiamo dato una mano, ci hanno spinti su e siamo ripartiti. Abbiamo perso un po' di tempo. Fa parte del gioco, allora in naviga, questo è il figlio. Complimenti, venite qua per una foto ricordo, così ti ricorderai dei Cesenati. Allora ricordo, ogni tanto riguarda questa foto, guarda, mettiamoci davanti ai fotografi e immortaliamo un giovane figlio davanti a un babbo temerario insieme a un pilota fortissimo che non lesinano niente, che si impegnano al massimo. Complimenti, in bocca al lupo alla bella squadra, dobbiamo essere orgogliosi, il sangue tira da dove siamo nati, no? Fabio Magnani con Anastasia Fasolini, Team Project GP Sport, fuori per anche l'equipaggio Fabio e Anastasia, e li ringraziamo, la loro soddisfazione oppure, come dire, le loro riflessioni al termine di una storia attaccata a Rubicone. Ancora a scorrere, siamo con una Opel, dovrebbe essere, ed è loro, fa piacere, Armando Rocco Leone con Giovanni De Giuseppe, fuori la Opel Corsa. Allora manca il vetro allo specchietto, non c'era proprio o hai volato basso? Se non... Sì, qua a Rimini facevo parte delle elicotteristi. Il nucleo elicotteristi. Che cos'era? Il cane, quelli di Viterbo anche? Anche loro. A uno abituato a volare con gli elicotteri. L'effetto non è che sia tanto facente, è normale, studiare l'amministrazione, si rischia più tutti i giorni in autostrada. anche lavorando. Anche lavorando, vedi? Esperienza, ringrazio tutti voi che ci hanno seguito, ringrazio i nostri sponsor, i nostri meccanici e tutti quelli che ci stanno vicino ad accompagnarsi in questo sport. Grazie davvero, speriamo ci sia un progetto futuro con gli sponsor, grazie davvero e complimenti per il lavoro fatto e per la disponibilità nell'interpretare una giornata di realismo. Alla prossima occasione. Grazie davvero. Giovanni De Giuseppe alle note e facciamo arrivare velocemente la Cervese, che è uno degli sponsor dell'equipaggio numero 85, Lorenzo Lessi con Fiorella Fantini.